Nuovo tentativo di partenza di questi 11-4 anni. Dopo la partenza richiamata della prima edizione, ora vediamo l'allineamento. Stavolta rimane di trotto Bruno GRB. Veloce Bellatrix Font che scende alla corda davanti a Brio Gual che è all'esterno che avanza. Poi l'uno di Brigante Risaia. Partito bene anche Bacau di Casè che al largo alla fine passa allievo di Paolo Leoni e quindi conduce su Bellatrix Font. Poi al largo vediamo il numero 6 di Bacau di Casè, intanto 14-6 primi 200 metri. Rientra Bellatrix Font per mantenere la seconda posizione alla corda. Poi vediamo il 2 di Bebop C che riesce a scavalcare Brigante Risaia che ora è chiuso alla corda sull'avanzata di Bruno GRB. 29,5 primi 400 metri da parte del figlio di Varenne, Paolo Leoni Insulchi, Brio Gual che tiene ritmo sollecito, 44,8 i primi 600 metri, seconda posizione per Bellatrix Font a precedere il 2 di Bebop C, mentre al largo in difficoltà Bacau di Casè, avanza invece Bruno GRB, poi ha dovuto fare un giro molto largo anche Brigante Risaia che arriva in terza ruota, il giro in un minuto, tondo tondo da parte di Brio Gual che conduce davanti a Bellatrix Font. Bruno GRB si impegna al suo esterno, poi Bebop C terza alla corda, avvicinato da Brigante Risaia, 15,3 la curva, viene fuori i primi chilometri in uno svelto 1, numero 15,3. 10 Bilileo squalificato, ancora a saldo in vantaggio. Bellatrix Font stringe i denti per rimanere seconda, all'esterno Bruno GRB, poi si lancia in terza ruota Brigante Risaia. Siamo all'imbocco della curva finale con Brio Gual sempre in vantaggio. Bruno GRB va a prendere un po' di fiato nella sua scia mentre Brigante di Risaia avanza all'esterno. Ultima curva passata in 15,3, retta d'arrivo, ancora in vantaggio Brio Gual, attaccato all'interno da Bruno GRB, all'esterno da Brigante Risaia, lotta 3 ma Brio Gual cerca di difendersi, Brigante Risaia invece alla fine prende la meglio e viene a vincere su Brio Gual. Al terzo finisce bene Birichina Pell, quindi bella vittoria per Brigante Risaia che se l'è meritata tutta, ha dovuto fare un gran giro perché era chiusa la corda dopo 400 metri, ma Alessandro Amoriello è venuto via in terza, poi è finito molto bene ed è venuto a vincere questo figlio di Osodefè e Lepre Petral. L'allenamento della società di Riccardo Pessatini, colori di Samuele Querci, la vittoria di Brigante Risaia che batte Brio Gual. Buona terza in piena spinta Birichina Pell.